Amici bellini, prima di tutto buona vigilia a tutti voi. Spero che insomma possiate passarla con i vostri cari, abboffandovi di quello che più vi piace. Però c'è un po' di silenzio in giro per quanto riguarda il blocco del mercato. Addirittura si sta parlando insomma del rinnovo di Conte, e volevo fare un attimo un recap di quello che sta succedendo, oltre a dei nomi che si fanno in uscita, la situazione di Lucca. Cominciamo? Ho messo sta maglia qua perché comunque resta bellissima e non disturba il green screen, che è importante. Do il benvenuto a chi si è iscritto, non funziona più questa roba e quindi grazie per esservi iscritti, per esservi goduti l'analisi della bellissima vittoria di Supercoppa. E adesso secondo me questo è il momento, tra una partita e l'altra, d'altra parte non ci sarà probabilmente la conferenza, oramai questo è l'andazzo, però vi potete iscrivere al canale se volete tenere d'occhio questa situazione, perché io mi sto interessando nel profondo di quello che si può fare e non si può fare. Avevo già fatto un video un paio di settimane fa, questo qua, ma possiamo comprare a gennaio? Chi possiamo comprare a gennaio? Specificando che papà aveva speso troppo, cioè proprio il contrario di quello che si racconta di De Laurentiis, cioè che lui è tirato, che non vuole spendere, e tutto il contrario. L'andazzo è che si sta spendendo troppo. Poi leggevo anche di queste storie qua, quindi io vi volevo tranquillizzare sotto un certo punto di vista e mettervi paura sotto un altro, senza fare tragedie, senza fare perché comunque non falliamo. Il problema però va affrontato. Questa è una notizia sul riscatto di Højlund, che è una cosa importantissima, ma questo viene da una pagina fan del Manchester United che fanno clickbait come tutti gli altri, e volevo smentire questa cosa. Però io mi sento di poter smentire anche l'eventuale rinnovo di Conte per i motivi di cui sopra. Ci spostiamo un attimo per fare un chiarimento su un'altra fake che gira in continuazione. Il Napoli ha speso 200 milioni, non è assolutamente vero se andiamo a vedere i valori che ci porta Transfermarkt, però dobbiamo essere precisi. Il Napoli spende 115 milioni, tenendo presente che però per Lucca si calcola solamente la spesa di 9 per il prestito, poi servono altri 26, quindi no 40 milioni ma 35 a febbraio per riscattare l'intero cartellino. Ovviamente sappiamo quello che abbiamo preso, è inutile tornarci, sappiamo quello che abbiamo venduto, e quindi tra le spese di 115 e le cessioni di 126, considerando tutto Osimhen, il Napoli ha un bilancio attivo. Paradossalmente siamo in attivo con 11 milioni. Se vai a vedere le altre squadre, e di questo non se ne parla mai, l'Inter per esempio spende 90, ricava circa 50 e sono in passivo di 41. Però loro possono fare mercato e noi abbiamo il blocco soft. Si sta parlando del blocco soft, e cioè un blocco che ti permette comunque di comprare gente se vendi. Quindi per esempio, faccio un esempio volante, vendi Mazzocchi a 4 milioni, puoi spendere 4 milioni per il prestito di Mainoo. Per capirci, perché quello è il nome che insomma resta in auge per il Napoli. E quindi cominciamo a toglierci di mezzo questa pagina pesante di Transfermarkt, dando un'occhiata volante. Vedi, l'Atalanta 125, l'Atalanta ha speso di più di noi. Cioè, quando si dice il Napoli ha speso, Conte ha fatto spendere, l'Atalanta ha speso di più di noi. Tra i riscatti di Zalewski, l'acquisto di Kristovic, insomma 125, e finiscono anche loro in passivo. La Juventus 137, perché poi con Seisao l'hanno dovuto pagare 32, perché poi sì, Openda prestito di 3 milioni, ma poi il suo valore resta di 50, quindi ne devono spendere 40 per andarlo a riscattare. La Roma 63 ne spendono, 50 ne incassano e sono in passivo. La Fiorentina ha speso 90 milioni. Perché ci danno un chip, ma un chip, noi vogliamo un chop, un chip e un chap. Capiamoci, però la spesa che si effettua sul mercato non è il costo della rosa, ed è lì che c'è l'inghippo e che porta il Napoli e il Pisa ad avere problemi. Volevo sottolineare la situazione della Lazio perché hanno avuto il blocco del mercato d'estate, però hanno avuto la possibilità con il blocco di fare i riscatti,
Ecco perché non mi preoccupa la situazione Højlund. Se il blocco del mercato che il Napoli ha a gennaio poi si continua ad avere anche a giugno, non ci dovrebbero essere problemi, perché io mi ero posto il problema, non avendo risposte certe, e chi parla poi, chi scrive di calcio dice cose a volte un po' a casaccio. Alcuni hanno cercato di tranquillizzare i tifosi: non è vero, nessun blocco. No, il blocco purtroppo c'è, si può evitare, ma andiamo a capire se De Laurentiis vuole fare. Insomma, se la Lazio ha avuto modo di riscattare Tavares, di riscattare Rovella, il Napoli non dovrebbe avere problemi, perché i soldi ce li ha in cassa per riscattare Højlund e gli altri. Il Milan, Allegri ha speso 157 milioni. Insomma, ci sono stati movimenti molto più esosi di quelli che ha speso il Napoli, ma il racconto è che il Napoli ha speso 200 milioni sul mercato, quindi Conte deve vincere per forza, e vabbè. Quindi possiamo chiudere questa pagina che è pesante e mi fa laggare, per tornare a un'altra pagina un po' più leggera che noi conosciamo bene, perché è la pagina dove vediamo le liste, perché dobbiamo sempre tenere presente che il Napoli non può comprare a sbaffo, perché non li può mettere nelle liste. E se è vero che quando ho cominciato a parlare del blocco del mercato, molti amici mi hanno contattato, insomma, ma che si fa, che non si fa, eccetera eccetera, e io, per non illudervi e per non rimanere male io per primo, ho cominciato a considerare la possibilità di una cessione dolorosa a gennaio. Che dice: ma come, il Napoli a gennaio cede? E invece di rinforzarsi, visto che abbiamo tutti questi infortuni al centrocampo, prima di tutto mi guardo indietro e vedo che l'anno scorso abbiamo venduto Kvara senza sostituirlo adeguatamente. Ci è andata bene lo stesso, per fortuna, ma l'abbiamo dovuto fare, quindi non sarebbe una novità assoluta. Ricordo anche che per tutto gennaio abbiamo inseguito un difensore centrale, perché Rafa Marin non convinceva, aveva già le valigie pronte, dovevamo prendere Danilo, ve lo ricordate? Comuzzo si parlava, non arrivò nessuno. Quindi la rincorsa dei nomi, anche Mainù, io voglio essere positivo, però tengo presente questa possibilità che oltre al problema delle liste, oltre al problema del blocco del mercato, c'è anche un andazzo che a gennaio non ci vede sempre protagonisti. Ora, perché io non lo so cosa metto in copertina, ho paura di fare una copertina che poi, insomma, vabbè, voi della community sapete che io non lo faccio per allarmare o per fare click così, però voglio scongiurare il pensiero molesto che, insomma, il Napoli possa vendere McTominay. Perché dico McTominay? Perché è il giocatore più forte che c'è, che abbiamo in rosa, e che ha ancora un valore, perché tra età e quello che rappresenta e che ha rappresentato, insomma, pallone d'oro, il 18esimo mi pare del pallone d'oro, e insomma, visto che lui non vuole andare, a differenza di Kvara, ho detto non ci voglio pensare assolutamente. Però mi sta frullando l'idea che possiamo purtroppo decidere di rinunciare al signor Kevin De Bruyne. E non lo dico per così, perché lo dico perché, essendo l'infortunato più lungodegente, poi si cavalcherebbe anche questa polemica in città, non ha fatto il post per la Supercoppa, ma capito? Visto che ci sono delle spese da sostenere per quello che è il suo ingaggio, non l'abbiamo pagato di cartellino, ma gli devi pagare quelle che sono tutte le sue cose, e visto che in questo momento la lista è occupata e Lukaku deve rientrare, siamo alle solite. E se il Parma o il Sassuolo fanno un'offerta per Mazzocchi, devi assolutamente accettarla, qualsiasi essa sia, e potresti far rientrare Lukaku. Puoi prendere Mainù perché non ti occupa liste, ma se vuoi fare qualche altra operazione, l'unica è Kevin De Bruyne. Non credo Elmas, che è in prestito, non credo Lang, che è appena arrivato, non credo Neres, che in questo momento è uno dei più impattanti che abbiamo. E come si fa? Gilmour infortunato, Anghissà infortunato, Lobotka non credo che se ne vada a gennaio, Pinazzola è anziano, Olivera quanto mercato può avere, Juan Jesus è anziano, Rachmani, attenzione a Rachmani, visto che hai speso molto per Beukema, però non credo che questi qua mollino la barca a metà stagione, compresi gli italiani, insomma così. Quindi quelli sono, e l'unica è Lucca, perché adesso si è parlato
parlato per un po' anche del Milan, però il Milan ha preso Füllkrug e quindi in attacco si sono coperti, e adesso è uscita una voce che riguarda la Juventus per quanto riguarda Lucca. I discorsi vogliono un approfondimento per quello che riguarda perché lo devi riscattare prima per poterlo poi cedere, o chiedere il permesso tra virgolette all'Udinese perché è ancora praticamente detentrice del cartellino ufficialmente. Quindi non lo so, però avrebbe senso se andiamo a vedere, e ci possiamo rispostare, quella che è una schermata sui costi del Napoli che vi spiega tutta la situazione. Questa ve l'avevo fatta vedere già in qualche altro video, allarghiamo per vedere le cifre e insomma è qui il problema, che il costo della rosa totale all'ordo arriva a 217 milioni e rotti. Se a questi costi della rosa ci aggiungi i costi del calcio, cioè stipendi dei collaboratori, dello staff, stipendio di Conte che non è da sottovalutare, i viaggi eccetera eccetera, anche il fitto del centro sportivo che non è tuo, si arriva praticamente a un costo totale di circa 315 milioni according to Transfer Market, mentre il fatturato di quest'anno, leggo per non dire stupidaggini, è arrivato a 290. Ecco perché siamo ben sotto quello che guadagni rispetto a quello che spendi, e devi arrivare molto più sotto rispetto alle tue spese perché altrimenti non ti puoi muovere. Ad oggi siamo sotto di circa 25 milioni, il che non è un problema perché il Napoli ha in cassa circa 190 che può utilizzare, ma se il fatturato non aumenta, il tuo costo della squadra, che oggi è di 315, deve arrivare massimo a 203. Ora, il fatturato sicuramente aumenterà, probabilmente l'anno prossimo in qualche voce, perché quello che contiamo quest'anno è che non avevamo la Coppa dei Campioni, la Champions League, non avevamo la vittoria della Supercoppa, qualcosa in più faremo di vittorie di Coppa Italia se andiamo avanti, e l'aumento del marketing, tutta una serie di voci che possono aumentare leggermente il fatturato, ma bisognerà aumentarlo sostanzialmente se poi vuoi comprare dei giocatori, perché si stanno facendo dei nomi, delle ipotesi, dei sogni, e i sogni aiutano a vivere meglio solo se te li puoi permettere. Quindi le novità sono queste e voglio essere il più preciso possibile. Il quadro cambia per Napoli e Pisa. Tutte le altre, ricordate avevamo parlato, forse anche il Genoa, la Lazio vediamo, tutte le altre hanno avuto lo sblocco. Napoli e Pisa hanno il blocco soft, e qua già ci dicono che il Pisa per esempio sta intervenendo con i primi versamenti necessari per sbloccare la situazione. Il Pisa non è che abbia speso tantissimo, ma non ha guadagno perché non ha un fatturato all'altezza e quindi comunque si trovano sotto. Il Napoli deve prima di tutto cominciare a ragionare di più sugli under 23 italiani che non vengono conteggiati nel costo che poi va tenuto presente per questo dato. Quindi faccio l'esempio, no? Devi fare una bella spesa, vatti a prendere Palestra, e non lo dico solo perché è un mio pupillo da parecchi anni, ma perché non rientrerebbe nei costi. Oppure devi cominciare a far crescere e a utilizzare quelli là che sono già tuoi del vivaio, che non è una cosa di sfizio, ma è una cosa che ti serve economicamente. Aggiungiamo anche questo dato, cioè che il mancato rispetto del rapporto comporta il divieto di operazioni in entrata, salvo che il club dimostri alla Lega di aver generato un saldo positivo da cessioni. Quindi, se vendi Lucca e ci fai almeno 25 milioni in qualche modo, non so come, la Juventus ti dà 25 milioni per Lucca, mi sembrerebbe strano visto che devono spendere poi anche per Openda, per Davide l'hanno comprato a zero ma l'hanno speso parecchio, Vlahovic ce l'hanno ancora sul groppone, se vanno a pigliare a Lucca vabbè, quindi il mercato diventa a saldo zero, a meno che De Laurentiis non decide di immettere capitale, cosa che per esempio ha fatto il Como, perché anche il Como ha speso tra 22 qua, 19 qua, 18 qua, 14 qua, 13 qua, 6 bla 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 bla, arriva a 110 milioni di acquisti, e ne hanno guadagnati per le cessioni, tutti i prestiti, tutta poca roba, solo 13, quindi sono in negativo di
di 95 milioni, ma il presidente del Como non se ne frega, ricapitalizza, mette i soldi suoi e quindi con questa ricapitalizzazione possono operare sul mercato come vogliono. Poi dovranno stare attenti quando, per esempio, se si qualificano per le coppe, questa situazione qua che adesso è stata introdotta in Italia ma che già esisteva nell'UEFA, tu devi avere per forza sempre un rapporto che se guadagni 100 puoi spendere 80, adesso diventerà da 100 puoi spenderne 70, quindi bisogna aumentare il fatturato. Se non riusciamo ad abbassare gli ingaggi perché i giocatori vincono i trofei e quindi vogliono quello che vogliono come ingaggio, devi trovare il modo di aumentare il fatturato. Come si aumenta il fatturato? Con lo stadio di proprietà, quindi facendo un grande investimento che poi te lo ritrovi dopo anni e anni e anni. In qualche modo non lo so quanto un centro sportivo ti possa aumentare il fatturato, nel breve non ti aumenta le voci, ma te lo potrebbe aumentare negli anni, perché col centro sportivo, se curi bene la primavera e il vivaio, ti crescono nuovi ragazzi che poi puoi vendere e che non ti sono costati niente. Quindi oltre al non avere una spesa di fitto in una struttura che non è tua, il fatturato si aumenta partecipando sempre alle coppe e andando sempre più avanti nella competizione senza uscire di proposito per concentrarsi sul campionato. Il fatturato aumenta vendendo le magliette per esempio all'estero o non solo in Italia. Il fatturato aumenta anche mettendo per esempio, invece di un nome carino e di amicizia come EA7, che è una autoproduzione del Napoli, magari dando la tua maglietta alla Nike o a Adidas o a altri sponsor che sono anche più pesanti. Però sotto questo punto di vista io credo che il Napoli abbia fatto i suoi calcoli e se preferisce fare così con l'autoproduzione evidentemente ci saranno dei benefici. Quindi la situazione è questa qua. Voi potete lasciare il like se magari avete apprezzato il lavoro di ricerca, non è una situazione che ti porta a like immediato di entusiasmo. Quindi De Laurentiis ha questa possibilità qua per risolvere la situazione nel breve: versamenti in conto futuro, aumento di capitale già versato, versamenti in conto di copertura perdite, finanziamenti social post regati, non ho proprio idea di cosa significa, infruttiferi, anticipo di crediti. Come ci ha detto Bellinazzo, il Napoli ha soldi in cassa, De Laurentiis può prendere quei soldi, versarseli come tra virgolette stipendio eccezionale, come premio per aver fatto un ottimo lavoro, si paga e poi con i suoi soldi personali li rimette nella società, quindi non deve spendere un euro e così potrebbe risolvere. Non stiamo sentendo di questa possibilità. È stato intervistato alla radio partner e gli hanno chiesto degli struffoli, come sono di nuovo, perché anche l'anno scorso gli hanno chiesto degli struffoli e non gli hanno chiesto del blocco del mercato, quindi siamo costretti a fare delle ipotesi, a fare le nostre ricerche per capire se il Napoli a gennaio, ci stiamo illudendo che guardiamo grandi centrocampisti, vogliamo Mainù, vogliamo altra gente, magari il terzino destro che ci pensiamo sempre eccetera eccetera, e invece pare che dobbiamo cominciare a pensare anche per giugno, perché questa cosa si propone a gennaio ma si riporterà anche a giugno e non vorrei, perché si sta parlando del rinnovo di Conte, neanche i rinnovi con aumento di stipendio si possono fare, di conseguenza Conte ha ancora un anno di contratto, quindi non dobbiamo avere paura di perderlo per questo motivo. Però questa voce che sta girando, De Laurentiis è innamorato di Conte, vero, vuole proporgli un rinnovo di contratto, non credo vero, perché non si può fare con il blocco nemmeno l'aumento degli stipendi. Allora se tu gli vuoi fare un rinnovo con l'abbassamento dello stipendio dopo che ha vinto 2 trofei, è un po' illogico, no? Se uniamo i puntini, quindi questa è la situazione. Quindi chiedo scusa se magari questo contenuto è un po' più indigesto rispetto ad altre cose più bella analisi tattica, i movimenti senza palla, eccetera, eccetera, ma bisogna parlarne perché sto guardando in giro un pochino di, non di disinformazione, ma di poca chiarezza, che insomma ci sono dei tifosi che brancolano nel buio, che mi scrivono, eccetera, allora ho voluto cercare di fare un approfondimento. Niente è sicuro, perché anche Calcio e Finanza a volte fa degli errori, lo stesso Transfer Market non è sempre attendibile, però al momento l'ufficialità che ci hanno dato è che il Napoli il blocco soft ce l'ha. Bisogna ragionare non solo per gennaio, perché tu a gennaio puoi anche decidere di stringere i denti, non fai nulla, tenti di recuperare gli infortunati il prima possibile e si va avanti così. Però ci devi ragionare per giugno, perché il fatturato aumenterà leggermente con la partecipazione insomma nel
nelle coppe, probabilmente si abbasseranno un po' i costi per quelli che riguardano gli ammortamenti che il Napoli fa. Ricordatevi sempre, il grosso lo fa, metà dell'ammortamento lo fa il primo anno e poi a seguire si abbassano un pochino i costi, però quello che poi guadagni dalle varie plusvalenze e dalle cessioni vengono calcolati su una media di 3 anni. Questo lo hanno fatto proprio per non rendere una plusvalenza troppo impattante su un bilancio e quindi una roba fittizia che in realtà non ti porta dei benefici reali sui tuoi conti. Questo è da tenere presente, altrimenti parliamo a vanvera e pensiamo che il Napoli può spendere i sigari, le cose così. Il Napoli li ha spesi, è andato oltre. De Laurentiis si è tolto lo sfizio di accontentare Conte, insomma, il più possibile. Ha fatto bene, perché stiamo vedendo che te li ritrovi, le spese te le ritrovi, la rosa allargata, vedi come è stata importantissima rispetto a certi infortuni, arrivano scudetti, trofei, eccetera eccetera. L'importante è non rimanere poi stagnanti nella situazione, perché la rosa è vecchia e quindi devi cominciare a pensare anche un po' al futuro, altrimenti stai vincendo adesso e poi diventerà difficile rinnovare la rosa nei prossimi anni. Questo è tutto, vi abbraccio e vi bacio, buona vigilia, vediamo se ci sentiamo anche domani per gli auguri di Natale ufficiali e se usciranno altre notizie che ci potrà, perché fai un video ieri e cioè, il Milan gioca col Como, aperta e ufficiale, poi il video domani è che non è saltata, quindi le cose cambiano e noi siamo pronti a raccontarle. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio.